l'Arena di Verona, la Cappella degli Scrovegni, le Dolomiti oppure il Campanile di San Marco. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Una regione unica, una regione che combatte in questo momento per la propria autonomia, lo fa grazie a un voto che verrà espresso il 22 ottobre. Un voto che però fa discutere una scelta di autonomia che è vera, reale, effettiva o soltanto fumo negli occhi. Per capirne di più dovete seguire sicuramente il nostro speciale. Lei cosa vota? Assolutamente sì, senza se e senza ma e senza alcun dubbio. È una possibilità che ci viene data per cambiare le cose, per modificare lo status quo, per riuscire a dare al Veneto quella dignità e quelle risorse, quelle deleghe che abbiamo la presunzione di saper gestire meglio dei ministeri. Perché sì? Perché è un'unica possibilità che viene data ai veneti. È la prima volta che viene concesso un referendum consultivo di questa portata e con questi temi. Ricordo che già nel 92 e nel 2000 il Veneto fece delle leggi per fare un referendum e vennero negate dalla Corte Costituzionale. Questa volta abbiamo forse fatto una legge migliore, forse l'abbiamo anche difesa in maniera diciamo più pregnante e con motivazioni più forti, ed è la prima volta che succede questo, quindi è una possibilità che viene data ai cittadini del Veneto per la prima volta nella storia repubblicana appunto dell'Italia, per riuscire a cambiare le cose, per far sì che ci sia un processo che rende il Veneto più autonomo e più anche, penso, efficace e efficiente rispetto a quello che abbiamo come servizi adesso, che vengono gestiti invece dai ministeri. I veneti andranno a votare? Allora, secondo me c'è una grande propensione al voto. Io andando in giro nei dibattiti o negli incontri o anche nella normale attività, chiamiamola sia istituzionale ma anche quella personale, io sento un interesse dei cittadini veneti in questo momento. C'è anche un po' di disinformazione, mi spiace dirlo, ma la parte avversa sta mettendo in giro suggestioni fantasiose e cose anche assolutamente non vere. E invece va fatta informazione. In queste settimane che ci separano da qua al 22 ottobre sarà importante informare i cittadini, perché un cittadino informato può decidere e può capire anche l'importanza di questo momento. Quindi è quello che stiamo anche facendo con serate, incontri pubblici, dibattiti, articoli stampa, interviste radio e tv, proprio perché è importante informare il cittadino. Un cittadino informato è un cittadino consapevole che va a fare appunto un atto democratico come un referendum, che è di una valenza e di un'importanza, ripeto, storica. È un'unica occasione che abbiamo e non va sprecata. E dopo? E dopo inizia un percorso importante, inizia una situazione che vedrà la Regione Veneto andare a trattare con Roma. È una cosa che avevamo già tentato nel 2007, nel 2008, nel 2009, reiterata con ripetute richieste. È una cosa che però Roma non ha ascoltato, e per Roma intendo soprattutto la parte burocratico-amministrativa dei ministeri, non sto parlando anche un po' di parte politica, ma soprattutto il cuore, chiamiamolo, dello Stato centrale, che vede questo referendum come fumo negli occhi, con un terrore tremendo. Infatti, andando a Roma in queste settimane, la cosa che mi dà anche un po' di soddisfazione, permettetemi questo termine, è vedere la paura che c'è all'interno dei ministeri da parte dei dirigenti e dei funzionari del referendum dei cittadini veneti. Dal 23, ripeto, inizia una trattativa, inizia una serie di rivendicazioni che andranno a chiedere competenze adesso previste dalla Costituzione e le risorse per gestirle, ma anche rivedendo le risorse che in questo momento sono destinate al Veneto per certi servizi e per certe situazioni. Quindi è una trattativa che non sarà sicuramente semplice, Roma venderà sicuramente cara la pellaccia, però un discorso è fare una trattativa diciamo con un atto istituzionale come può essere importante, quello di un consiglio regionale, una giunta regionale, o invece un atto che ha alle spalle milioni di voti di cittadini del Veneto. Questo sarà appunto la cosa diversa rispetto a 10 anni fa, che avremo alle spalle e andremo a trattare in nome per conto di milioni di cittadini del Veneto. Io non andrò a votare il 22 ottobre.
La posizione mia e del partito che rappresento è quella del boicottaggio attivo di questo referendum e le ragioni sono molto semplici. Questo referendum non c'entra nulla con l'autonomia del Veneto, perché l'autonomia, come comunque sarà dopo il referendum, se l'esito naturalmente sarà positivo e comunque a prescindere, dovrà essere in ogni caso concordata e trattata con il governo sulla base dell'articolo 116 della Costituzione, e quindi questo referendum non serve a nulla dal punto di vista pratico, serve invece molto alla Lega e al centrodestra nel Veneto. La Lega nasce come il partito del Nord, Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Questa è la base originale e fondativa della Lega ed è, diciamo così, il costituente ideologico e culturale del suo zoccolo duro. Oggi la Lega di Salvini cerca di trasformarsi in partito nazionale sovranista e addirittura nazionalista, direi. Vorrei ricordare che anche recentemente la Lega ha fatto, ad esempio, dell'introduzione della lira una battaglia politica importante a livello nazionale. Questa trasformazione, ovviamente, della Lega da partito, diciamo così, identitario del Nord e per l'indipendenza della Padania in partito nazionale, crea una contraddizione con la sua stessa base elettorale e con le sue origini. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che dietro questo ceto politico che avanza la proposta del referendum nel Veneto con la pretesa di difendere e tutelare i veneti, ci sono delle gravi responsabilità, dei fallimenti importanti. Cito solo alcune vicende. La vicenda del Mose, un caso di corruzione in cui molti esponenti del centrodestra sono stati coinvolti e condannati. Cito il caso dei FAS, un inquinamento di un'area molto vasta del Veneto. Il mio partito nel 2013, quindi e ancora prima, aveva posto la questione del grave inquinamento che riguardava la provincia di Vicenza e non solo la provincia di Vicenza, derivante insomma dalle attività industriali del gruppo Miteni. Siamo arrivati al 2017 per avere una commissione d'inchiesta a livello regionale, quindi un ritardo gravissimo ad affrontare un'emergenza di grande importanza. Poi c'è la questione della Pedemontana. La Pedemontana è un esempio classico di pessima amministrazione, basta leggere la relazione dei conti della Corte dei Conti. E poi c'è tutta la questione relativa al consumo di territorio, alla cementificazione di cui è stato fatto oggetto il Veneto. I veneti andranno a votare? I veneti penso che andranno a votare, io spero che molti si orientino per l'astensione, non partecipino al voto, molti votino no, perché questo è un referendum truffa, perché non ha l'oggetto del referendum come dire, fondato su una truffa ideologica, perché i veneti pensano che da domani dopo il referendum ci sarà l'autonomia, invece praticamente la regione dovrà fare quello che poteva cominciare a fare esattamente più di 3 lustri fa, quando è entrato in vigore la modifica dell'articolo 5 della Costituzione. E dopo? E dopo il referendum, naturalmente il governo del Veneto, la giunta regionale, eccetera, sarà costretta a passare attraverso quelle che sono le procedure previste in Costituzione per eventualmente, se ci sono le condizioni, allargare le materie di sua competenza. Appunto, tutto il resto non c'entra nulla. Questo, ribadisco, poteva essere fatto senza spendere 15 milioni di euro, quando nel Veneto sono stati tagliati 11 milioni per il trasporto pubblico locale.